Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperta di calciomercato Batman Napoletano. In questo video, diciamo, cerco di renderlo, di portare due video messi insieme che devono uscire oggi. Cioè, quello delle carte Adrenaline, che so che a tutti quanti piacciono. Infatti quando porto questa serie, gli episodi di questa serie, ehm, io faccio molte visualizzazioni, parto dai 10 alle 30 visualizzazioni, il massimo è stato 30 visualizzazioni appunto, il minimo è stato tipo 4 visualizzazioni, però vabbè, oltre alle figurine adrenalina che ho preso un pacchetto oggi, andrò a parlare di una notizia di calciomercato che parla del Napoli, di un possibile acquisto a gennaio del Napoli. Vabbè, partiamo dalle figurine Adrian. Allora, le ho già aperto il pacchetto, però non so ancora le carte, non me le sono viste ancora bene. Allora, come prima carta abbiamo Berat Dim City, difensore dell'Atalanta. Eccolo, carta base. Carta numero 4. Ok, 1, 2, 3 e 4. Dovrebbe essere qua. Ok. Poi, altra carta dell'Atalanta, cioè Gianluca Scamacca, che dovrei già avere, carta numero 18, sì, la tengo già il doppione, attaccante dell'Atalanta. Eccola. Il doppione, quindi ce lo mettiamo qua. Poi abbiamo Jean Odgaard, cioè, attaccante della Bologna, attaccante del Bologna, carta numero 32, eccolo qua. Allora, pagina 28-36, eccola qua, quindi vicino proprio a Orsolini. Tra l'altro questa qui che è la quante carte ho della Bologna? 1, 2, 3, 5 carte del Bologna. Poi abbiamo una carta speciale, Life Force dell'Udinese, degli attaccanti dell'Udinese Luca Davis. Ecco, di carta numero 414. Non so se già la tengo, però molto probabilmente sì. Sistema questo. Ok. Allora, da dove sta la pagina delle Air Force? No, questo è l'Udinese. Ah, giù, dove sta l'Air Force? Ah, eccola la pagina della Air Force. Ah, Kevin De Bruyne. Mamma mia, aiuto. Kevin De Bruyne, ricordate il box spacchettato nel weekend, mamma mia, aiuto. Che spettacolo quel box. Vabbè, sì, già la tengo, quindi la mettiamo qua. Pensa di scambiarla, questa qua, con un amico. Poi sono indeciso, se vi ricordate, nella box, sì, nel box, ho trovato la carta di Lautaro Martinez, ora ve la prendo, ve la faccio vedere, la limited edition kick-off, eccola, e ce l'ho da questa qua è il doppione che ho, quindi penso o me lo vado a scambiare, oppure faccio un regalo ad un mio amico che è interista, che fa pure lui la collezione, oppure penso di venderla da 10 euro, non so, 10-15 euro, dipende dall'acquirente. Non lo so ancora. Poi abbiamo come carta il guanto d'oro, primo guanto d'oro della mia collezione, cioè il guanto d'oro di Lealli, portiere del Genoa. Ecco qua, Lealli. Andiamo a pagina 384, cioè la pagina dei tridenti e dei guanti d'oro. Sì, ok, mi do 87, 86, 85, 84. Ok. Dovrei avere un altro tridente, cioè del Verona. Un attimo, eccolo. 360. Ah no, ok, questa qua è l'altra pagina del tridente. Questa che mi sono confuso io a mettere.
però vabbè. Allora, ok, ora mi trovo. Ok, ora abbiamo carta del Napoli, ultima carta del Napoli. C'è Giacomo Raspadori, edizione diciamo una ristampa, tra virgolette, perché con la maglietta 24-25 aggiornata alla carta 25-26. Eccola qua, carta 25-26 però con la carta 24-25, cioè con la maglia 24-25 del Napoli. Carta numero 250, carta terza 250, eccola qua. Um, la carta terza, carta del Napoli, perché la prima carta è Met, normale, poi la seconda carta è De Bruyne Impatto, bellissima, io ve la faccio pure vedere, allora devo stare attento. Tra l'altro pure specchio, cioè no specchio che dà un effetto che al momento non ricordo il nome, cioè un effetto di luce. Eccolo qua, non so se... Ecco, fatemi sapere se questo effetto, se c'è effetto in controluce, guardate qua, se lo metto centrale ha un effetto di Spider-Man, dico, per farvi capire. Ok, mi sa. Questa, diciamo, queste sono le carte che ho trovato nel pacchetto oggi e ora vi parlerò e dopo aver parlato delle carte Adrenaline vi parlerò di questo centrocampista che Napoli vuole, diciamo per l'assenza di KDB che sarà assente per circa 3-4 mesi, come vi ho anticipato. Vabbè, il giocatore in cui parlo è un giocatore che viene dal Manchester United. Non so se l'avete, lo sapete chi è. Il giocatore di cui sto parlando si chiama Kobe Maino, un giocatore inglese se non sbaglio, che appunto viene da Manchester United e un esubero del club inglese, un talento se non sbaglio, un giovane talento, è molto forte. Il Napoli l'ha provato a prendere in estate. Si è parlato anche nel mese di settembre dopo la chiusura del mercato che Kobe Maino potrebbe arrivare in prestito, poteva già arrivare in prestito prima dell'infortunio di De Bruyne a gennaio per 6 mesi, però dopo questo infortunio di Kevin De Bruyne della partita di sabato ehm, già si è diciamo imposto di prendere un centrocampista a prescindere da che sia Kobe Maino o un altro, però già si era prefissato di prendere un altro centrocampista per sostituire Kevin De Bruyne che dovrebbe ritornare o a gennaio o a febbraio, diciamo quei mesi là. Il Napoli valuta di prenderlo in prestito con un diritto di riscatto. Non mi ricordo la cifra che Napoli vorrebbe offrire allo United, però diciamo il Napoli lo vorrebbe prendere perché Gilmour non può giocare. Mo, a prescindere da quando entra Lobotka, ma Gilmour titolare sempre non può giocare, magari bisogna creare un po' di alternanza tra Maino e Gilmour. Poi diciamo a fine stagione andare a vedere, diciamo andare a fare un resoconto in generale e andare a capire se Kobe Maino può essere scattato, dipende anche dalle cessioni, oppure no. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video della Serie A. Non so se uscirà questo video lo farò uscire a giornata alla nona giornata oppure lo farò uscire nel pomeriggio prima che inizi la partita del Napoli, non lo so, però ci vediamo. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, e fatelo girare a tutti quanti così arriviamo prima ai 50 iscritti. Ciao.